che questo è l'inizio di un progetto nuovo del Centro Iniziativa Donna e dell'Uni Sabazia, e cioè il progetto cinematografico che questi tre ragazzi ci hanno permesso di preparare e di organizzare, perché loro sono esperti, noi non avremmo saputo di cosa fare. Questa prima parte del progetto si compone di 3 film. A maggio ce ne sarà un altro, a giugno ce ne sarà un altro. Siete sempre invitati, potete portare anche l'amico, non so, il parente, perché siamo in regola per tutto quanto. L'importante è che ce lo facciamo qui, e quindi qui purtroppo più di una quarantina di persone non ci stanno, speriamo di raggiungere, e siamo così fieri di questo progetto perché è interpretato da questi 3 ragazzi. Io li chiamo ragazzi proprio perché sono giovanissimi, non raggiungono nessuno dei 3 i 30 anni. Comincio dalla più giovane questa volta, che è Gallo Ines, nonché nostra bambina del CIPE, perché è la figlia della Graziella Bernazza e soprattutto è la nipote della Margherita Dorso, che oggi non può esserci perché non sta bene. Lei è la più giovane e ha trovato in questi altri 2 ragazzi, Daila, un nome bellissimo, Daila e Federico, degli amici, diciamo, dei collaboratori bravissimi. Hanno fatto amicizia, si conoscevano già un po', vero? Sì. Noi sì, molto più di quello che però adesso hanno fatto veramente gruppo e per noi sono patrimonio, diciamo la verità, sono una ricchezza, perché intanto abitano tutte e 3 a Lago, riproporre questo cammino, vero? Perché è quello che mi piace di più. Poi abbiamo invece la nostra Daila, ecco ve lo dico, ho una fotografia, aspetta, pure ce la vedo. quella 15. Ho perso il foglio di Daila. Sono a tutte dentro. C'è nel mezzo? Entrambi, la ragazza ha seguito la scuola un po' in Sicilia e Sì, un mi po' sono laureata dal Triennale di Palermo e poi ho frequentato 2 anni di università di Torino e sia io che lui siamo laureati nel cinema e media. Infatti adesso la leggiamo, che cos'è questa laurea, la vedo da Federico, Un attimo solo. e non la seconda. Volete che ve la porti fino a Soglione? È pesante. Ecco, così pesante. Veramente non dovrei, ma c'ho una fame arretrata. Sono amici. Ma che dite voi? Esistono veramente questi americani? Pare di sì. Già. A Solavino, volete la Massimici? Abbiamo la mano. Come vi permettete? In mia presenza.
Buonasera, ciao. Circondare la casa. Va bene. Hier geht er auf, ja, bis auf die Leute, bis oben auf, die Leute alle runter, und die haben hoch, ja, halt, hier, drüben auf der anderen Seite, genau dasselbe, ja, alles runter, hier auf den hoch. Halt, wenn Sie zu übersetzen sind, die Leute. Siate calmo, figliolo. Cercate di pregare. Il mio scopo non è esattamente questo. Come voi chiamate un uomo il quale non solo fornisce documenti falsi e rifugio ai italiani che preparano attentati contro i nostri soldati, ma dà asilo e aiuto persino a disertori tedeschi? Un uomo che degnamente cerca di esercitare la carità. Costui è un traditore che deve essere punito secondo me. È scritto anche che dai da perché mai si trovate il nostro spirito che si rivide. Herr Sturmbannführer, der Soldat ist aufgehängt. Idiot! Sentite, signor Ferraris, io ve l'ho già detto, molta stima per voi e apprezzo molto, credetemi, questa prova del vostro coraggio, del vostro spirito di sacrificio, ma voi dovete comprendere che non è più possibile continuare. Voi siete un comunista. Il vostro partito ha concluso un patto di alleanza con le forze reazionarie. Voi ora marciate insieme contro di noi, ma domani, quando Roma sarà occupata o liberata, come dite voi, saranno ancora i vostri alleati questi anni ufficiali monarchici? Bene, coraggio. Non è difficile, morire bene. Difficile vivere bene. Padre nostro, che è in cielo, santificetur nomen tuo, adveniat regnum tuo, Padre nostro. Salve. L'odio patria et Spiritus Sancti, sicut erat in principio et nunc et semper et in seculum. Feuer! Dio, perdona. Feuer! Allora, Mach Schluss!
settor per interpretare un film bisogna sempre partire dall'inquadramento storico, anche se il film è abbastanza recente, e delle motivazioni per cui hanno portato il regista alla produzione e realizzato. Quello che abbiamo visto è un film corale basato sulle azioni e le scelte di uomini umili che tramite le loro azioni sono diventati degli eroi. Il film può essere ambientato subito dopo la dichiarazione di Roma come città aperta. Era una dichiarazione data dalla Convenzione dell'Aia del 1907 che determinava una città non si sarebbe minimamente difesa dall'attacco, dall'invasione di qualsiasi avversario, fondamentalmente, onde evitare che appunto gli avversari bombardassero i centri abitati e causassero stragi di innocenti e distruzioni dei centri urbani. Questo ovviamente non avvenne. Roma fu bombardata per almeno un anno dalle forze anglo-americane. Molti storici criticano questa cosa come se fosse una feronia da parte dell'esercito degli alleati. La città aperta deve essere dichiarata tale, tranne le forze militari. Ovviamente lo hanno dichiarato solamente gli italiani, ma le truppe tedesche ancora occupavano la capitale. Era il 14 agosto e Badoglio aveva preso il posto di Benito Mussolini come primo ministro del Regno d'Italia. L'avevano destituito, mi sembra, il 24 luglio dopo la riunione del Gran Consiglio che lo destituirono, rinchiuso nel Gran Sasso. La capitale d'Italia, la città che ha sempre ospitato la Chiesa Cattolica del Papa, fosse bombardata, fosse attaccata e distrutta. Sembrava che loro vivessero una situazione quasi sacrale, una protezione positiva. Ovviamente ciò non fu. Onde evitare che ci fossero altri spargimenti di sangue, il 3 settembre Pietro Badoglio in gran segreto fece filmare l'armistizio con le forze alleate. Ma il 9 settembre la Radio Algeri e i nazisti proseguirono con le torture, le uccisioni e le persecuzioni dei cittadini romani e di tutti i partigiani. Con la liberazione di Roma nel 1944 due intellettuali, tra cui Sergio Amidei e Alberto Consiglio, decidono di parlare della guerra e della resistenza. Il primo propone, in realtà voleva mostrare la lotta dei partigiani, mentre il secondo voleva un documentario sulla vita di Don Giuseppe Morosini, che in realtà è ispirato a Pietro, come vediamo nel film. Poi in realtà andando avanti si decise di che fu per mano dei partigiani che uccisero 33 soldati fascisti e 2 civili. Così di conseguenza fecero questa rappresaglia enorme che morirono 335 civili, antifascisti, ebrei e bambini e donne, e quindi non si volle parlare di questa caratteristica, e allora aggiunsero il personaggio di Don Giuseppe Morosini, poiché anch'esso, come il personaggio di Don Pietro, morì dopo essere arrestato, torturato e morì nel 1944 in Germania. Anche il personaggio di Piranha Magnani, questo invece si pensa che sia questo sempre che